Siamo la prima azienda in Italia a aver usato il tessuto in ambito allestitivo, e questo l'abbiamo fatto perché fin da subito ci siamo innamorati di questo materiale che è flessibile, che è elegante e può essere utilizzato in moltissimi campi di applicazione, in moltissimi ambienti. E quindi 15 anni fa abbiamo iniziato questa avventura con ABS Group in un mondo che era fino allora dominato dalle logiche della plastica e del PVC, quindi materiali che erano rigidi o pesanti, e abbiamo introdotto il tessuto in ambito del retail, in ambito della comunicazione. Siamo sempre stati degli innovatori in questo ambiente, e quindi questo ci ha fatto sperimentare delle nuove soluzioni, dei nuovi sistemi allestitivi, e molte volte ci ha permesso di vincere dei premi anche a livello internazionale, presentando dei prodotti nuovi sia in ambito allestitivo con l'illuminazione LED, che in ambito tecnologico con gli elementi del Phygital. Essendo il retail uno dei nostri campi di applicazione di maggior uso, abbiamo cercato sempre di portare innovazione in questo mondo, e abbiamo iniziato a portare anche la tecnologia introducendo il concetto del Phygital, che l'abbiamo portato anche all'ultimo Euroshop che è stato a Düsseldorf a febbraio. Il concetto del Phygital è l'inserimento di prodotti tecnologici all'interno dell'ambiente del negozio, dove l'elemento tecnologico deve interagire insieme all'utente. Tutto questo flusso di lavoro è gestito internamente nei nostri stabilimenti qui a Vittorio Veneto, e partiamo proprio dall'elaborazione del file, qualora sia necessaria, oppure la ricezione del file grafico, il controllo se tutto va bene come impostazione grafica, facciamo logicamente la stampa qui all'interno con plotter di ultima generazione che arrivano fino a 5 metri di larghezza, che è un elemento distintivo a livello europeo, e non si può parlare di tessuto senza reparto di sartoria, quindi abbiamo un reparto sartoria con 18 macchine per cucire, ognuna specializzata per ogni tessuto, e poi abbiamo tutta la parte di carpenteria che ci permette di utilizzare profili di alluminio, sezionarli, assemblarli, e la parte diciamo di elettronica dove facciamo tutta l'illuminazione, quindi compriamo i LED, le barre LED, li allestiamo i vari lightbox e facciamo la programmazione della luce. Il tessuto viene cucito un profilo in silicone, e questo profilo in silicone viene inserito sulla cava dell'alluminio facilmente da tutti i commessi dei negozi o i vari allestitori, e questo fa sì di avere un materiale molto facile da utilizzare, molto facile da ripristinare qualora bisogna fare il cambio immagine. I numeri attualmente sono la massima potenza di stampa che abbiamo adesso, sono di 800 metri quadri all'ora, e i metri totali che riusciamo a stampare in un anno indicativamente siamo quasi sui 200.000 metri quadri all'anno di tessuto, e riusciamo a fornire una vasta gamma di prodotti di Lightbox che costantemente li produciamo. Allora, gli ambiti sono trasversali perché passiamo dal retail alle fiere, agli eventi, quindi agli allestimenti di showroom anche, e ultimamente abbiamo anche iniziato a entrare nella casa con non textile, quindi la stampa su tessuto può essere parte dell'arredamento della casa. E questo anche perché tutti i materiali sono materiali a base poliestere con le certificazioni o Ecotex, quindi hanno le massime certificazioni per l'utilizzo anche in ambito medicale, quindi abbiamo fatto anche allestimenti all'interno di ospedali. Gli inchiostri sono tutti a base acqua, senza solventi e senza metalli pesanti, e anche tutta la componentistica elettronica che utilizziamo è certificata per essere impiegata in ambienti comuni.